Cari amici, buongiorno, è dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli, ancora sede domenica 16, va bene? Allora, oggi si festeggia Sant'Iziano, auguri a tutti i Sant'Iziani, ma anche Sant'Antonio, eccolo qua, Sant'Antonio, abate, e poi si festeggia sul calendario lunario qua il 16 Tiziano e Libera. Insomma, abbiamo tanti santi. Ok, allora cominciamo all'esa Santan. Allora cominciamo da Sant'Iziano vescovo. Allora Sant'Iziano è nato nel Veneto, a Eraclea, l'isola d'Eracle, d'Ercole, dopo Jesolo, che Eraclea sul, sul Livenza. Sul Sile, dal Sile Livenza. Nella seconda metà del secolo VI è stata educata dal vescovo de Oderzo, che è lì vicino, Floriano, vescovo di Oderzo, Floriano, che l'ha ordinato diacono. Dovendo partire per una importante missione diplomatica, il prelato la nomina Tiziano suo successore, nel caso non fosse più in realtà. Nel giro di un anno le sta così che le diventa vescovo e le resta vescovo anche dopo il ritorno tardivo del suo predecessore. Le sta un gran predicatore, le sta tanto amato, gli voleva tanto bene, e per la sua generosità e gli atti di carità che ha fatto. Allora è morto nel 632 e subito si è diffuso il suo culto e viene rappresentato in abiti vescovili. Nome di origine latina, significa appartenente alla gens Titia o Tizia, perché è sempre il sugo della Z in Veneto, Z, S, T, e spiegheremo, già spiegare in un altro video, ma la riprenderemo ancora perché la Z e la X e la T e la S nel Veneto ha un significato importante, molto importante, mentre nell'alfabeto italiano addirittura la X non è neanche presente. Va bene? Allora, qua vi fa vedere San Tiziano, ovvero Tiziano Vecellio 1550, Lentinai, chiesa parrocchiale. Credo che Lentinai sia nel Trentino. Eccola qua, guarda che bella. Si vuole andare a vederla. Questa è la rappresentazione iconografica di Tiziano. Ma ve ne so anche sempre San Tiziano, è sufficiente così. Allora, tanti auguri a tutti, pace e bene a tutti.